Il viaggio di Harmonias di questa puntata speciale ci ha portato al Teatro Massimo di Cagliari per un evento che ormai va avanti da 18 anni, si è consolidato nella nostra regione ma in tutto il nostro paese e direi a livello internazionale. Anzi, l'edizione di quest'anno, quella numero 18, è particolarmente internazionale. Lo scopriremo, insomma, dalla provenienza dei vari artisti in gara, 9 anche quest'anno, come vuole ormai la nostra piccola tradizione. Per cui lo speciale di Harmonias di questa settimana ha voluto fare una scelta ben precisa all'interno del premio Andrea Parodi, che si sviluppa in 3 giornate. Noi abbiamo colto la registrazione della seconda giornata, dove insomma gli artisti in gara, i 9 artisti in gara presentano, oltre alla propria proposta in concorso, anche un brano di Andrea Parodi, per cui ecco che abbiamo voluto raccontare al pubblico di Harmonias anche queste registrazioni. Quindi sarà un bel viaggio quello che faremo stasera insieme proprio dentro il premio Parodi, organizzato dalla Fondazione Andrea Parodi, presieduta da Valentina Casalena, con la direzione artistica di Elena Ledda, con la direzione tecnica di Luca Parodi, con la collaborazione di Alessia Parodi, insomma di Lara Parodi, di Antea Parodi, insomma tutta la squadra della Fondazione che si mobilita ogni anno e per un anno, devo dire, per raccontare al pubblico sardo e internazionale, visto insomma che anche attraverso Telesardegna ci proiettiamo con questa ulteriore piacevolissima finestra. Cominceremo a raccontarvi le interpretazioni e farvi vedere le interpretazioni dei brani di Andrea Parodi, partendo proprio dalla proposta vincitrice di quest'anno dell'edizione numero 18 del premio Parodi. Luisa Briguglio ha un progetto, è un artista intanto messinese ma vive a Marsiglia, quindi insomma un territorio ampio per attingere come dire, ispirazione musicale, anche se il suo riferimento principale è la sua terra, la Sicilia, la esprime nei contenuti poetici e la esprime anche nella lingua siciliana, ma anche nella sua profonda passione nell'interpretazione del brano che ha portato in scena in concorso. Ma noi, come abbiamo detto, ci occuperemo insomma della versione personalissima versione di Andrea Parodi. Devo dirvi che oltre alla voce e la chitarra di Luisa Briguglio, la formazione vede la partecipazione di France Duclaroy, che si occupa del contrabbasso e dei cori, Matteo Nocera alla batteria e una piacevolissima collaborazione della scena cagliaritana con Fabrizio Lai che suona buzuki e chitarra. Devo dire che Luisa Briguglio, fra le tante proposte, ha scelto Inghirios, che è un brano particolarmente significativo nel patrimonio e repertorio di Andrea Parodi, una sorta di danza della vita, il gioco dell'uomo e della donna nel circolo del ballo, la partecipazione spontanea, cioè l'uomo e la donna non sono delle pietre, se sentono queste musiche si fanno coinvolgere molto molto facilmente, e quindi insomma sentiremo questa versione che è stata intanto un brano che ha segnato anche la collaborazione discografica fra Andrea Parodi e Elena Ledda, tanto è vero che anche questo è inserito nel CD Rosa Resolza. Ma sentiamo la versione di Inghirios da Luisa Briguglio. Gentile pubblico, signore e signori, questo brano di Andrea Parodi lo cominciamo insieme. Se non se fate pedra, se non se fate pedra, con zucchero e attarzu, inghiria saranza, inghiria saranza. Ne corsa che prearzu, averi che aranza, fa che di masse
meda, ne cursa che prear zu, averi che aranza, paghe di masseda, si non se fatta e pedra. Galana che ogni spera, si muove sta carena, e ti chircazza a mano, e ti chircazza a mano. Galana che ogni spera, si muove che sarena, che sole in su manzano, radio su inzaera, radio su inzaera. Tu sei fatta e pedra, tu sei fatta e pedra, con socorro e a tarzo, inghiria saranza, le corsa che prearzo, averi che aranza, paghe di masseda, le corsa che prearzo, averi che aranza, paghe di masseda. Sprigo ste aranza, su bello mi piaghezza, ma non mi agganza, chi non è fatta e pedra, Dio non so fatta e pedra, non so fatta e pedra. La 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 la. Mi servo che in socorro e a tarzo, inghiria saranza, inghiria saranza. Su ballo mi piace, sa mano mi agganza, inghiria saranza, inghiria saranza, inghiria saranza. Inghiria saranza. Bene, allora proseguiamo col nostro viaggio all'interno del Premio Parodi, in particolare della seconda giornata, dove sono state proposte, come avete sentito, anche le versioni di Andrea Parodi. Passiamo insomma dalla proposta vincitrice assoluto alla proposta premio della critica, altra cosa molto molto importante del nostro contest, e quindi ascoltiamo. Naomi Beryl è una cantante irlandese ma anche origini scozzesi, tanto è vero che lo propone nelle sue canzoni, canta in inglese e in gaelico, che è insomma una espressione linguistica proprio della zona dell'Irlanda e della Scozia, ma
questa giovane artista che ha sempre respirato la musica in casa fino a quando aveva 8 anni, visto che la sua casa era una scuola di musica. Lei ha imparato a suonare diversi strumenti musicali, ma il violoncello è certamente il suo strumento per quanto riguarda l'attività professionale da musicista. Per quanto riguarda il brano in gara, lei ha cantato Sea Warrior, ma il brano che ha scelto di Andrea Parodi è Rosario. Un brano particolarmente intenso, visto che insomma è anche, come dire, l'ultimissima registrazione di Andrea Parodi fino alla fine. Lui ha voluto fortemente, insomma, lasciare la sua voce, la sua energia dentro il disco Rosa Resolza, dove veramente Andrea si sente profondamente, insomma, un pezzo che amava, insieme a Elena Ledda, anche questo un brano che fa parte del disco capolavoro Rosa Resolza, e noi la ascoltiamo nella versione di Naomi Beryl, che tra l'altro in chiusura ha aggiunto proprio una strofa in gaelico che ha, insomma, lo stesso spirito e bene, insomma, si lega al contesto di Rosario. Un po' di anni in giro che non l'avevo, e fede che dice nato non ce ne ho. Quando veni a nemmeno importante chi, non sai a per me, sai a per te, o lei un mio canto. Un po' di anni in giro che non l'avevo, fetto un altro non ce ne ho. Quando veniam vedi qui con te, non sai a per me, sai a per te. Quando sarà sta stupida, questa corona sarà mentata, noi non possiamo. Potevano in giro che non l'avevo, oh Paola, lei se ne ho. Quando veniamo nemmeno portando chi, non sai a per me, sai a per te, oh lei un mio canto. Quando sarai sta sappiata, questa corona sarà mentata. Se cari, se non bene podia, noi dai liga da giù che sei fortuna e non spende penare di onzi dono sa soga su se no. Guarda la mancia, Natalie che ti scorticano, ma guarda la mancia, tie, Shuma si fa in faccia tanta re, guarda la mancia, Natalie che ti scorticano, ma
non libera dal male, ti onzi dono. Tona bogic snov sanarika, tona bogic snov sanarika, libera. Tona bogic snov sanarika, slana baliko dagen en fear, libera dal male, libera, libera dal male, libera. Grazie. Tra i significativi riconoscimenti c'è anche la migliore interpretazione del brano di Andrea Parodi, e in questa puntata è particolarmente importante perché è tutta dedicata alle cover, alle interpretazioni che i 9 finalisti hanno dato dei brani di Andrea Parodi. Ascoltiamo quindi Nicole Kociancic, è una artista friulana, lei è di Paluzza in provincia di Udine ed è molto legata alla sua terra, utilizza sia rielaborazioni di brani popolari friulani, ma naturalmente ha anche tutto un suo percorso sulla musica d'autore, brani inediti, insomma, che lei stessa scrive visto che è cantautrice. E tra l'altro ha proposto un concept album lo scorso anno, nel 2014, che racconta insomma storie anche abbastanza drammatiche di viaggi, di emigrazione di questa ragazza pakistana di 14 anni, e intorno ad essa si sviluppano tutta una serie di canzoni. Ma concentriamoci sui brani di Andrea Parodi. Lei ha proposto Ninna Noa, una anninnia, una ninna nanna, che contiene anche versi della tradizione, questo pizzinneddu, Angelo Scantade, e tra l'altro Nicole ha voluto fare anche un'operazione interessante perché ha inserito in chiusura un verso, una conclusione con versi in friulano, ma naturalmente sempre legati alle ninna nanne. Oltre a Nicole Kociancic, che ha voce e chitarra, in questo caso c'è Giacomo Iacuzzo e Pietro Sponton che si occupano delle percussioni e batteria, Leo Virgili alla chitarra, giambè, voce, e poi ancora Alvise Nodale, che è una vecchia conoscenza del premio Parodi, nel senso che è uno degli interpreti della musica in Carni ed è stato finalista proprio lo scorso anno qui al premio Parodi. Ma dunque ascoltiamoli in Ninna Noa. Gusto pizzinetto no portat mantetto, no portat mantetto e manco corito, indi este fritto non arrattettia, angelo scantata Suffizzo te Maria, angelo scantata Suffizzo te Maria, Ninna nanna fizza teu questo canto es pro tie, dormi alleluia. Ninna
Grazie a tutte e a tutti. Continuiamo con le nostre proposte. Barbora Schuh è un'artista molto interessante. Lei nasce nella Repubblica Ceca, vive in Finlandia, ma studia la cultura e la musica orientale, in particolare della Cina. Tanto è vero che lei suona una cetra cinese per quanto riguarda la sua proposta musicale del brano Ingara, mentre invece tutta una serie di sonorità, utilizzando anche delle loop station per quanto riguarda il brano di Andrea Parodi, che ha cantato Abacada, ha scelto un brano per noi molto importante, una sorta di libro che racconta la nuova storia artistica di Andrea Parodi, proprio la svolta. Lui la definiva la calma, la quiete dopo la tempesta. È un brano dove ci si ritrova, dove l'anima in subbuglio, e lo dice anche, s'anima non si pasa mai. È un brano profondissimo, credo una delle melodie più belle, che tra l'altro fa parte della cultura greca. Queste sonorità Andrea le ha prese proprio dai canti popolari greci, e insieme a Michele Pioledda ha voluto scrivere questo brano indimenticabile, che è diventato il suo primo libro, primo album della nuova carriera nel mondo della world music. Quindi sentiamo con molto piacere da Barbora Schuh, che sarebbe Barbora Schuhanova, questa sua profondissima e personalissima versione di Abacada.
não fazem nada. Nada, 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 nada. Os avós não fazem nada. Nada, nada, nada. Sangue, mas não passa nada. Proseguiamo il nostro viaggio, visto che Armonias è in viaggio, al Teatro Massimo di Cagliari, premio Andrea Parodi, edizione numero 18, seconda giornata. I brani di Andrea Parodi che per noi, per la giuria, per le 3 giurie sono anche molto importanti perché la dicono lunga sulla capacità dell'artista di interpretare la musica anche di altri. Capire anche la qualità, il livello di conoscenza, di relazione con altre musiche e altre proposte. Allora noi abbiamo avuto la fortuna, vi ho parlato all'inizio di una edizione particolarmente internazionale, è l'artista Neval, lei nasce a Diyarbakir in una zona vicino ad Istanbul, in Turchia, è di origine curda e vive a Barcellona, quindi insomma un territorio ampio anche il suo. Lei ci ha proposto Yara, un brano in turco per quanto riguarda la gara, e si accompagna con un musicista catalano di Barcellona, dove lei vive, che suona l'oud e la chitarra, che si chiama Jesus Miguel Eusebio Olivares Heredia. Con lui appunto ha proposto questa versione di Nomi Jamedas Maria, uno dei brani più profondi, più intensi, fa parte dei canti della Settimana Santa, è estratto da Su Settenario de Sagrada Santa, un canto scritto tra la fine del 1600 e i primi anni del 1700 da Bonaventura Licheri, poeta di Neoneli, morto nel 1733, ci ha lasciato questa grande eredità con tutta una serie di gozos e di canti dedicati proprio alla Settimana Santa. E quindi questo è della 3ª giornata, lo conosciamo come Nomi Jamedas Maria, ma in realtà il suo titolo è Sende Mortum Rigore, e noi l'ascoltiamo molto volentieri con questa versione particolarissima di un artista curda che si cimenta a cantare il sardo, e devo dire anche molto bene. Sentiamola, Neval. Mira,
de gracia piena, ma de dolores e pena, de turmente agonía, no mi llamedas María, sino mamá de dolores, no mi llamedas María, sino mamá de dolores. Llámame mis afligida, llámame mis atristada, sa de venas garrigada, sa de espadas perida, no mi llamedas María, sino mamá de dolores, no mi llamedas María, sino mamá de dolores. E questo è il palcoscenico dove gli artisti si sono esibiti uno dopo l'altro nella narrazione della propria proposta dei repertori di Andrea Parodi. È un duo che si forma a Siena, ma lei è di Barcellona, lui di Taranto. Si incontrano a Siena perché insomma fanno parte di seminari jazz, perfezionamenti musicali. Quindi Eva Verde, che è una delle voci catalane come dire, più attive e riconoscibili del panorama musicale sia nazionale che in nazionale intendo in Catalogna e in Spagna che nel nostro paese. Poi Danilo Tarso, che è un pianista che inizia da giovanissimo a suonare il pianoforte, ha vinto tra l'altro anche dei premi prestigiosi come il premio Lelio Luttazzi, dove in giuria fra gli altri c'era anche Rita Marco Tulli. E allora insieme si occupano sia di jazz, di fusion, di folk music, di world music. Hanno proposto intanto Estimada, il loro brano in gara in catalano, ma per quanto riguarda il brano di Andrea Parodi hanno scelto Amargura, anche questo un brano estremamente intenso, amarezza o dispiacere. È stato scritto da Andrea Parodi sulla musica e l'arrangiamento di Carlo Mezzanotte. Questo è un brano che nasce ufficialmente nel 2002 con questo testo forte e poetico in lingua sarda, e di questo Amargura noi abbiamo nella memoria anche memorabili interpretazioni di Andrea Parodi, quella con Aldi Meola o ancora con Gabriella Aiello quando era nel gruppo Indaco. Insomma, è veramente un pezzo di storia della parte artistica di Andrea Parodi, che in questo caso l'ascolteremo proposta da Eva Verde e da Danilo Tarso, Barcellona e Taranto. Amargura, morigante in su coro e prangherie che foguenie custa durché estas lágrimas m'ahunden que riu in sa basura galanas nues
chi danzano e su sole mi furan amargura lo scuoterra prugiada mi sperda che me la granada bezzanima si pesa da uno canto e amore a sa luna dai rai ra ra rai ra ra rai ra dai ra rai ra dai rai ra dai ra la ra rai ra 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 dai ra rai ra rai ra 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 dai ra 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 rai ra 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 dai ra 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 dai ra 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 amargura non scuoterra bruciata mi sperda che bella granada bell'anima si pesa da uno canto e amore a sa luna bell'anima si pesa da uno canto e amore a sa luna bell'anima si pesa da uno canto e amore a sa L'Hymen Collective. L'Hymen Collective è un progetto che nasce da due sardi, o meglio una giovane artista di origine sarda, nata a Torino ma ha la sua famiglia di Bono, quindi del Goceano, del Sagostera. Lui invece è nato a Tempio Pausania e trasferitosi a Torino. Sto parlando di Alessandra Soro e di Fabrizio Leoni, quindi voce e pianoforte. Hanno formato una sorta di collective, di network, dove intorno allo studio della musica non solo sarda ma mediterranea, del Medio Oriente, del Nord Africa, insomma diverse aree musicali sono interesse di questo collective, di questo network, e in questa circostanza il L'Hymen è formato da diversi musicisti che insomma sono, come vi ho detto, Alessandra Soro e Fabrizio Leoni, quindi voce e pianoforte, ma c'è anche un gruppo di cagliaritani, per esempio Simone Soro al violino e ancora Filippo Mundula, notissimo contrabbassista della scena jazz della nostra isola, e poi invece sempre da Torino, torinese, Luca Guarino alla batteria. E loro hanno proposto Rosa Resolza, che è proprio questa una melodia tratta da una canzone sefardita di Elena Ledda, che la incise nell'album Mare Mannum. Questo brano come dire, colpì particolarmente Andrea Parodi, tanto è vero che aveva sempre questo desiderio, insomma, di cantarla e di duettarla con Elena. Era in programma nel disco Rosa Resolza, che poi ha preso esattamente il titolo di questo canto, ma come sappiamo Andrea non ce l'ha fatta a registrare questo canto, è rimasto in sospeso nella sua vita, però Elena l'ha voluto portare lo stesso in incisione proprio per dedicarlo a lui. Quindi sentiamo Rosa Resolza da L'Hymen Collective. Sun sonende ti lamenta scusa cantone Uristera
gai comende partiri su pane in sa messa sa bellezza da frimmare. Noi ste bandas, chissà rosa perde essa vita, che si spina in su coro la torre da pia, e si como dai sonusco si fuete, deo l'intendo forte estinto tue. Sul sonende ballerina spesanza danza, essa musica muove essa speste e snoas, e in una miras a mirada e Maria, chi a ballare ties gramende, chi a ballare ties gramende già. Grazie. Evoe, che è diventato quart, proprio perché si è formato un quartetto. Evoe è una esclamazione di gioia, ma è anche una espressione di forze divine, magari di forze dionisiache. E questo progetto, diciamo che è internazionale, perché coinvolge artisti spagnoli, marocchini, ma anche dell'Honduras, ed è un progetto che è stato fondato inizialmente da Ariana Barrabés e da Jesus Olivares, quindi stiamo parlando di Barcellona, e poi pian piano questo progetto si è allargato ed è diventato un quartetto con anche Nebil Nehir che suona clarinetto e Nehi, un flauto turco, e con José Borjas, anche lui un altro artista che propone col suo contrabbasso un contributo musicale importante che li ha portati anche nel 2025 ad incidere Música Semillas, che è un viaggio musicale molto molto importante, che ci ricorda insomma della nostra possibilità anche di esprimere delle sensazioni, delle emozioni, la musica, insomma un progetto piuttosto di profondo respiro. Ma nel caso dell'interpretazione di Andrea, in quartetto ci hanno proposto De Bentu. Questo è un pezzo particolarmente trascinante del repertorio di Andrea, che tra l'altro è stato oggetto di una monografia di Andrea Parodi nel 2004, proprio curata dall'Unione Sarda e poi riarrangiata da Francesco Soggiu per essere inserita nel lavoro Rosa Resolza a due voci con Andrea Parodi e Elena Ledda. Sentiamo dunque De Bentu dalla formazione Evoe Quart. Salmanos tú así, saera mía. Salmanos tú así, saera mía.
Sudisitsu in cusas, la rasorbes, sudisitsu in cusas, la rasorbes, commente sabaquín, sa terra crua. Mi arzia se mi vola, se mi perdes, commente sarsi al mare in luna no. Mi perdes, commente sarsi al mare in luna no. Sos fiancos tuos de montes que nanie, esas manos tuas, esa era mía. Fiancos tuos de montes que nanie, Artura sueto tu sicuma. Grazie. Bene, la nostra proposta si conclude con l'interpretazione di Lia Sampai, un artista di Barcellona, anzi più precisamente di Santa Barbara, nel sud della Catalogna. Lia Sampai si accompagna in duo, ha una formazione in duo ben consolidato da oltre 7 anni con Adrià Pagès, ma in questa circostanza, proprio per l'interpretazione del brano di Andrea Parodi, si sono avvalsi anche della collaborazione di Edouard Font alla batteria e ancora Gérard Morato al pianoforte, sempre artisti che arrivano da Barcellona. Il brano che hanno proposto del repertorio di Andrea è stato Efis, un brano, devo dire anche questo molto importante nella scelta artistica del suo percorso nuovo nella world music di Andrea Parodi, perché è un brano di Gianni Virdis che Andrea ha sempre amato e ha sempre voluto anche nel suo primo lavoro discografico da solista, quindi nel disco Monumento che è Abacada, e quindi insomma in questo caso sono tutta una serie di sensazioni, di emozioni
ritorsioni all'interno di Efis, una sorta di rimorso che poi però nell'uomo diventa valore, o almeno in questa circostanza. Per cui interessante questa versione in quartetto che diventa prima da duo di Lia Sampai e Adria Pages e poi Edouard Font, Gerard Morato e questo gruppo della Catalogna di Barcellona. Saber tu la carga e remorsos. Efis camina, corra si pena vista montude. Efis camina samento e donzame, santo Ioane bar di Monteno. Efis camina per i campos apertos. Giocándose una murra prosa vida, nascen en esa festa, los amores corren esos cados que hayas fuida. Giocándose una murra prosa vida, nascen en esa festa, los amores corren esos cados que hayas fuidas. Longo este su camino, es malo, malo, fins en esta piena en todos sus contrastos. Es un pare brindan meres de terracos, o murmuran sus canas. Ah, su en tu.
Prima di concludere il nostro viaggio vediamo anche la interpretazione dei nostri ospiti internazionali che hanno voluto omaggiare Andrea Parodi, partendo proprio dal trio di Ferruccio Spinetti, Francesca Corrias e Marcello Peghin, poi il premio World Music International con il coro Corso a Filetta e poi la memorabile proposta di Mauro Pagani. No posso reposare, amore coro, pensen di attieso, donzi momento, noi stesi in tristura, prenda e oro, ne in dispiacere, o pensa
sposare, amore e coro, pensando a Gesù, non si momento. Noi stesi in tristura prenda oro, ne in dispiacere o pensamento, t'assicuro che a te salubramo, cattiamo forte e t'amo, si m'essere possibile d'angelo, si spiritum visibile piccabo, s'asforma se furabo e che lui su sole e sosiste se formavo un mondo bellissimo pro te, pro poter dispensare cada bene, un mondo bellissimo pro te, pro poter dispensare cada bene. Non potrò vivere no che n'amargura da e te amato coro, alla bellezza bella natura, si lo è s'accorciuto su meu tesoro, t'assicuro che a te sono bravo, cattiamo forte e t'amo, t'assicuro che a te sono bravo, cattiamo forte e t'amo, e t'amo. Ti me perdoniamo, Magu, ma te penso contro su. E soventami posso hablar con tu. Dame riva, solo te mandi del cielo. Dame riva, dame vita, o te fatto riso a mano, dammi vita.
te penso contro su. Eu so benta mio mar. In poce o largo tu e son chi affaccio a sto paole le mena e son chi a mia tre camicie de velio, due coperte e un mandorlino e canale legno Dio. E te una veretta negra a te foto da fantina Pepo e bacian con senna sciate buca e na ftallina na 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 Grazie Andrea. Beh, amici di Harmonias in Viaggio, il nostro viaggio si conclude. In realtà noi vi abbiamo raccontato soltanto una parte della seconda serata delle 3 in programma qui al Teatro Massimo di Cagliari, che hanno segnato l'edizione numero 18 di questo appuntamento, che ormai insomma è diventato un punto di riferimento per coloro che, per i mondi artisti, che navigano nell'ambito della world music, nelle rielaborazioni musicali che hanno comunque un legame con i vari territori. Avete visto quanto quest'anno era particolarmente internazionale il nostro premio Andrea Parodi, molta Barcellona, molta Spagna in questa circostanza, ma anche voci che arrivavano da altri paesi, altri luoghi particolarmente interessanti sotto il profilo appunto della creatività musicale in questo territorio della world music. E naturalmente io voglio ringraziare la Fondazione Andrea Parodi, la direzione artistica di Elena Ledda e naturalmente tutti voi per aver voluto insomma condividere almeno questa parte del premio Andrea Parodi, e l'appuntamento naturalmente con altre proposte che fanno parte insomma di questo nostro percorso chiamato Harmonias in Viaggio. Grazie a tutti voi e l'appuntamento è come sempre sul 13 di Tele Sardegna per altre cose belle della nostra programmazione musicale.